chiamo Valeria Antico e sono l'insegnante di italiano della classe quinta primaria di Cossato Aglietti. Questo progetto è nato un po' per caso da una visita fatta a dicembre al Museo della Migrazione di Pettinengo, in cui abbiamo conosciuto Battista Saiu e i suoi collaboratori, e tutta la classe, comprese le insegnanti, si sono innamorate di questo argomento, che è l'argomento della migrazione. Da noi c'è stata una bella risposta, perché più della metà della classe ha dei parenti o genitori o nonni che sono migrati, e quindi quando abbiamo proposto le varie attività all'interno della classe, i bambini e soprattutto nonni e genitori hanno risposto tutti con molta veemenza. Abbiamo visitato il museo, dove ci sono tantissimi reperti affascinanti e molto interessanti, e poi in classe abbiamo lavorato sulla migrazione. Siamo partiti dall'albero genealogico dei bambini, che hanno fatto delle cose meravigliose, perché i bambini sono artisti tutti e quindi si sono ingegnati per fare alberi genealogici di varia specie, e poi abbiamo proseguito con interviste fatte a nonni, a zii, a genitori, eccetera, e poi le abbiamo lette in classe e abbiamo respirato un'aria di umanità molto, molto bella, molto ampia. Poi i bambini, siccome è una classe molto in gamba, si sono immedesimati nei panni dei parenti immigrati, hanno scritto dei testi immedesimandosi nella realtà di migrazione, e tutti questi testi erano veramente belli, con frasi significative e partecipi dell'esperienza. Poi Battista ha proposto di venire a intervistare i bambini, prima i nonni e i genitori e poi i bambini, per cui il progetto è poi proseguito. I nonni hanno fatto molta impressione sia alle maestre che ai bambini quando sono venuti a farsi intervistare, perché dicevamo, dopo le prime interviste, che si è respirata proprio un'aria di umanità, di esperienza, di cose successe, di cose anche un po' lontane dalla realtà dei bambini, che poi piano piano si sono appropriati di queste esperienze. E oggi invece abbiamo vissuto l'esperienza dell'intervista ai bambini sui ricordi di quelle che sono le esperienze di migranti dei genitori, e per me è stata una sorpresa, nel senso che li ho trovati pronti, partecipi e interessati a questo argomento. Io penso che sviluppare questa tematica sia stata utile per anche un riavvicinamento familiare di tutti i componenti, nel senso che a volte i ricordi dei nonni e dei genitori sono un pochino tralasciati, e il fare in modo che i bambini possano appropriarsi dei ricordi dei nonni e dei genitori è un modo per renderli più partecipi alla vita e alla storia familiare. Mi chiamo Lorella De Luca, sono una collega della maestra Valeria, lavoro con lei nelle classi quarta e quinta. La mia materia è la matematica. Diciamo che ha iniziato lei ad interessarsi a questo progetto e io mi sono accodata sulla scia del suo entusiasmo e sull'impatto anche emotivo che questo ha avuto sui bambini della classe quinta soprattutto. Quindi sono entrata anch'io, diciamo, in toto in questo progetto e ho partecipato volentieri agli incontri o alle uscite che sono state attivate, realizzate, in quanto mi è interessato molto l'aspetto relativo alle implicazioni psicologiche ed emotive. Abbiamo scoperto un mondo interiore che forse non avevamo ancora avuto modo di approfondire, sia da parte delle famiglie che da parte dei bambini. I bambini sono stati molto felici di vedere i loro nonni e i loro genitori coinvolti, e sono stati felici di partecipare anche loro proprio come protagonisti, come è successo oggi quando sono stati intervistati. Sono usciti degli aspetti relativi ai bambini riguardo la loro maturità, la loro capacità comunque di esporre davanti a una videocamera o davanti ad un pubblico,
e la loro capacità di cogliere con sensibilità le vicende umane che hanno attraversato i loro nonni e i loro genitori. Penso che questo sia un lavoro utilissimo, che purtroppo non si approfondisce, non si fa tantissimo nella scuola di oggi. Sono contentissima di aver avuto l'occasione di aver fatto questo, anche perché confido nell'educazione delle giovani generazioni riguardo anche ad un tema così importante come l'immigrazione. Io mi chiamo Teresa Maroso, mi chiamano Tere, sono nata il 22 marzo del 51, Pianezze, Vicenza. Mi sono trasferita qua nel 1956, a novembre, San Martino, perché mio papà lavorava alla campagna e venivano qua per San Martino. Mi chiamo Giuseppina D'Amico, ma tutti mi chiamano Pina. Sono originaria della provincia di Caserta, un piccolo paesino della provincia di Caserta. Sono Almerino Fornasiero. Sono nato il 15 agosto del 1951 a Pozzonovo, provincia di Padova. Siamo partiti di notte più che mattino e siamo arrivati alla sera, pomeriggio tardi, con un camion. Noi eravamo tutti dietro, c'era mio papà l'autista e dietro avevamo noi, c'erano gli animali, c'erano galline, polli, c'era un po' di tutto, maiali, c'era il maiale, c'era un po' di tutto. E in più il fieno perché bisognava stare seduti lì sopra. Quell'autostrada non finiva mai. Tutti i ponti che abbiamo passato sembrava di non arrivarci mai, perché io là in autostrada non sapevo neanche che cos'era. Là c'era solo strade di ghiaia e andavi a piedi o in bici qualche volta quando il papà ti lasciava andare in bici. E l'autostrada secondo me mi sembrava infinita. Trasferimento da Lampedusa al nord, il viaggio del treno. È rimasta impressionata dei binari, ha messo la testa fuori, è rimasta impressionata del binario la prima volta che prendeva il treno e la sua paura di cadere giù dal treno, no? L'impatto non è stato molto bello, siamo arrivati al mattino e abbiamo viaggiato tutta la notte. Quando siamo scesi abbiamo visto solo ruderi, non proprio case, e anche la nostra casa era abbastanza fatiscente. Scesa sotto i porti Sabiella fino ad arrivare a casa su Via Italia, c'era la neve, io sembravo uno spazzaneve con questa valigia enorme che spazzava la neve fino ad arrivare a casa. Quando sono arrivata c'era mio zio che ci ha preparato la casa di fronte dove abitava lui e l'abbiamo trovata già anche arredata. Vestito dormivo perché faceva freddo e non c'erano i vetri nelle finestre, avevo messo un nylon. I miei amici prima della primavera sono scappati perché hanno detto lì stavamo male, ma qui era peggio. Io ho tenuto duro. La prima cosa che ho dovuto mettere a fuoco è la mia incapacità di colloquiare. Sono venuto in Piemonte e ho iniziato di nuovo la prima. Il problema era che l'insegnante parlava in piemontese e io mi andava bene che avevo una cugina che mi diceva le cose che diceva questo insegnante. Questa qui mi riprendeva sempre perché non riuscivo a starci dietro a quello che diceva. Eravamo messi sempre da parte, non eravamo seguiti neanche dagli insegnanti. Si facevano delle cattiverie uniche. Era il dialetto che bisognava imparare finché ce n'è, però io l'ho imparato. Io l'ho imparato anche a parlare piemontese e sono buona e neanche non trovo in difficoltà se mai a parlare il piemontese. In ospedale le esperienze positive sono state sicuramente tante. Ci sono tanti meridionali, ci sono tanti campani. Quando capiscono che tu sei campana, eccetera, e ti chiedono, sentono il tono di voce, l'accento, eccetera, si sentono proprio a casa, tra virgolette, e quindi ti chiamano, ti cercano, in questo senso. Noi ci siamo stupiti, i miei genitori più che altro, che quando siamo arrivati qui la domenica i piemontesi mangiavano la polenta, mentre noi compravamo già il pane. E dicevano, questi qua mangiano sempre polenta, e dicevano, dato che loro nel Veneto ne hanno mangiata troppa. E poi a Pasqua si faceva la focaccia di Pasqua, che era un po' come il pane, si impastava il giorno prima il lievito, poi si lasciava lievitare, poi si mettevano gli ingredienti, poi si lasciava lievitare le pagnottelle,
E poi facevamo proprio nel forno a legna, avevamo il forno, ma non è che se ne facesse una o due, se ne faceva 30 o 40 e duravano, perché era l'unico dolce che mi ricordo che si faceva a Veneto. Allora, io ero a Lessona, abitavo a Lessona, lei abitava a Castellengo. Io avevo una moto e allora andavo a trovare lei. E siccome che i suoi coetanei di Castellengo non volevano stranieri, e io ero uno straniero rispetto a loro, no? E allora quando sentivano arrivare sta moto, gli altri 3 o 4 ragazzi che erano insieme si nascondevano su per il bosco e quando sentivano arrivare la moto da lontano si preparavano cariche di pietre. E lì mi sono scontrata con un'altra realtà, la realtà che trovano tutti gli emigranti di questa parte, cioè al mattino alle 5 essere in Canada al freddo, una coda lunghissima di tutte le persone che aspettano di poter parlare e di poter ricevere il permesso di soggiorno. Quindi quella è la storia che fanno tantissimi emigranti qua. L'emigrante comunque ha delle difficoltà e devono essere aiutati come hanno aiutato me e come hanno aiutato mio marito. Questo è stato veramente grande. Mi chiamo Sofia Carraro e voglio raccontarvi l'esperienza di mio nonno Amerino Fornasiero, nato a Pozzonovo in Veneto, in provincia di Padova. Io mi chiamo Luca, ho 10 anni, i miei nonni non sono emigrati, sono dei piemontesi e quindi vorrei parlarvi di loro. Quando in Veneto il Po è straripato, sua mamma e suo papà non avevano più lavoro. Quindi sono dovuti emigrare in Piemonte. Mia nonna si è spostata con un camion pieno di mobili. Lei, per questo viaggio, si è divertita perché era la prima volta che si spostava ed era sotto il tavolo con suo fratello. Mia nonna si è trasferita con l'aereo e quando è arrivata in America gli mancava tantissimo il suo paese d'origine. Mia nonna si è spostata con un camion di notte e non ha ricordi particolari del viaggio perché aveva 2 anni. Mia mamma si ricorda che quando è arrivata a Biella c'era la neve e la nebbia e lei su in Via Italia aveva una grossa valigia e sembrava uno spazzaneve. Mia nonna non era molto felice perché appena arrivata aveva visto la neve che non aveva mai visto quando era in Calabria. In Veneto non c'erano frazioni e vie, c'erano case piccole e quando è arrivata in Piemonte ha visto case alte con città e frazioni. Mio nonno si ricorda che quando è arrivato qua in Piemonte, lui pensava che solo i bar c'erano solo in provincia di Bari, no? E invece quando è arrivato in Piemonte c'erano anche qua. Ha provato stupore nel vedere la città e anche tristezza. Il nonno, quando erano venuti i Veneti in Piemonte, pensava che venissero a conquistare il Piemonte. A mia nonna manca tantissimo il suo paese. Si ricorda le caprette e poi il paesaggio montano. Si ricorda anche la fontana dove andava a prendere l'acqua e ha detto che faticava molto. Mia nonna si ricorda che mangiava polenta e il fegato alla veneziana. Mia nonna ricorda quando festeggiavano la Pasqua che facevano questa fugassa, festeggiavano tutti insieme del paese, quelli del paese. Sì, la nonna mi ha scritto la ricetta degli amaretto, zucchero, mendua, bianco di ouso, poi limoi trattau. A mia nonna di più le manca la sua famiglia e il sole della sua Calabria. Mio nonno mi ha insegnato la filastrocca. Sole, sole, vieni fora che te dago un'abra sola, mesa mi, mesa ti, vieni fora tutto il dì. Mio nonno mi ha insegnato una canzone che cantava a Natale che è un po' in dialetto e un po' in italiano e si chiama Ciarastea
e fa: "Oh dolce felice notte, vi auguriamo la buonanotte". Mia zia subito non ha fatto nuove amicizie perché è venuta a lavorare e i locali la prendevano male perché avevano paura che gli rubasse il lavoro. Lei si ricorda anche che appena arrivata, il giorno stesso che è arrivata, quelli che abitavano nello stesso condominio li hanno accolti, mia nonna e mia nonna, e lei è stata molto felice. Quando era piccola mia nonna non pensava molto agli immigrati in sé, li considerava come persone uguali a lei, giocava insieme e li prendeva come amici. Mia nonna pensa che l'immigrazione è un processo molto duro da affrontare e queste persone che migrano sono molto coraggiose. Mia nonna pensa che la migrazione di oggi, dovuta a molti problemi, è una migrazione che è importante perché certe persone se no non potrebbero sopravvivere oppure non avrebbero anche per sostenere la loro famiglia. Mia nonna pensa che della migrazione che è un passaggio duro, è un duro passaggio e per i piemontesi secondo me lo dovrebbero provare per capire quanto è duro e ad accettarli meglio. La nonna della migrazione pensa che è una cosa da provare per far capire agli altri quanto è dura. Mia nonna pensa che dell'immigrazione pensa che sia un modo per cambiare la vita come ha fatto lei e di migliorarla. Anch'io penso che sia un fatto che serva molto perché se sei in un paese che ha la guerra oppure è molto povero serve andare in un paese nuovo, cambiare la propria vita. Io e la mia nonna pensiamo che comunque se tu migri in un altro paese tu capisci anche quello che oggi provano i migranti oggi, quindi sai cosa fare per loro e come aiutarli. Secondo me la migrazione è una cosa triste un po', e però anche necessaria.